Buongiorno, bentrovati in diretta a questo appuntamento con A Voi la Linea, che apriamo parlando di vaccinazioni e in particolare di quelle in ambito aziendale, perché gli hub predisposti da Confindustria Alto Adriatico tra Pordenone e la Venezia Giulia sono stati allestiti. Ora si attende solo il via libera per l'inoculazione delle dosi che potrebbe arrivare a fine maggio. Coinvolte anche le organizzazioni sindacali, i medici di cure primarie e la Croce Rossa. Presidente Agrusti, oggi la presentazione, voi siete pronti a vaccinare i lavoratori, adesso si attende di capire quando arriverà il via, che cosa avete messo in campo? Abbiamo messo in campo 4 hub vaccinali in tutte le zone industriali più importanti, e la maggior parte delle operazioni vaccinali nelle grandi imprese avrà dentro le imprese, tutti quelli che hanno uno spazio interno adeguato ai moduli che sono stati concordati con le regioni lo faranno dentro le aziende. L'accordo, chi farà materialmente le operazioni sono i medici aziendali, la cooperativa medici cure primarie che aderisce a Confindustria, che ha tra i 60 e i 70 medici già al lavoro, e dall'altra parte la Croce Rossa. Abbiamo anche degli hub mobili forniti da con i quali raggiungeremo anche le località più sperdute. Parlo da Cimolai, Savivaro, a tutte le zone dove ci sono anche 2 imprese, una impresa, li raggiungeremo tutti. Ecco, quali sono gli hub cosiddetti fissi e che capacità giornaliera potreste avere? Gli hub fissi sono 2 nella Venezia Giulia, nelle 2 zone industriali, una legata a Fincantieri, a servizio di tutti, poi la Varzila li farà al suo interno, e l'altra a Gorizia, in un'azienda come questa dismessa. E qua ce ne sono uno nella zona Ponte Rosso, una al NIP e 2 nelle zone industriali di Pordenone. Più ci sono gli hub mobili e naturalmente, come dicevo prima, le fabbriche. Tante le adesioni. Le adesioni sono state fino adesso 40.000, ma l'adesione è ancora aperta. 40.000 sono una cifra imponente, 25.000 nel territorio pordenonese e 15.000 nella Venezia Giulia. Quando vi aspettate le prime dosi? Noi ce le aspettiamo per fine maggio. Qui a Pordenone, insomma, siamo stati i primi in Italia a sottoscrivere un'intesa di questo genere e poi a livello nazionale sono seguite altre intese. Dal punto di vista operativo penso saremo i primi a partire con la campagna vaccinale nei confronti dei lavoratori, e anche qui tracciando una strada che ovviamente dovrà essere seguita a livello nazionale se vogliamo uscire da questa situazione pandemica, e quindi garantendo alle persone quella immunizzazione sanitaria ma anche sociale di cui parlavo prima, che è assolutamente necessaria per garantire la ripresa delle attività produttive in sicurezza. Quello che stiamo facendo rientra sicuramente tra le norme legislative che esistono in questo Paese e quindi garantire alle persone di poter lavorare appunto in sicurezza. L'obiettivo nostro è quello di riuscire a vaccinare tutte le persone, quindi è necessario fare una campagna anche divulgativa per creare una cultura del fatto che la scienza è amica delle persone, quindi la vaccinazione rientra in questo contesto e quindi è importante che le persone si convincano che attraverso la vaccinazione usciremo da questa situazione che ci ha bloccato da oltre un anno. Insomma, un importante contributo quello che date voi per i vaccini in fabbrica. Sì, abbiamo avuto un grande interesse, un riscontro, un impegno da parte di medici, soci, non soci, che sono stati coordinati e coinvolti in questa operazione. Hanno espresso la volontà di dare un risultato veloce e fattivo a questa campagna con il loro impegno sia formativo, quindi hanno tutte le caratteristiche di idoneità per operare in questa fase di vaccinazione Covid specifica, e hanno la buona volontà di accelerare i tempi e consentire subito l'uscita da questa situazione. Quanti saranno i medici impegnati e poi c'è anche il supporto della Croce Rossa? La nostra cooperativa raccoglie circa 60 soci, ma in realtà i medici saranno molti di più a rotazione naturalmente per gestire turnistiche eccetera, perché vengono coinvolte anche persone che hanno espresso disponibilità sia già in quiescenza o giovani medici che comunque collaborano. Ecco. Ci spostiamo a Udine per parlare di lavori pubblici, in particolare un intervento molto atteso nella zona di Baldasseria Media, ma non solo. Si rifà il look, il piazzale della stazione, dove ci sarà un solo importante accesso pedonale al posto dei 3 previsti. Verrà rifatto il manto stradale, anche il porfido, insomma sarà risistemato tutto nell'ottica di una maggiore sicurezza. Abbiamo sentito il vice sindaco Michelini.
Con il vice sindaco di Udine, Loris Michelini, parliamo di un intervento che riguarderà Baldasseria Media e che è molto molto atteso da anni ormai da tanti cittadini. Sì, diciamo da parecchi decenni purtroppo la zona di via Baldasseria Media è soggetta a continui allagamenti per una conformazione del terreno che è molto più alto quello dei campi limitrofi, la strada è molto bassa e soprattutto in questo periodo, che sono piogge abbastanza repentine, hanno causato questi allagamenti in parecchie diverse case di abitazione private. Grazie ad un accordo che abbiamo avuto alla collaborazione con il CAFC, possiamo dire che finalmente il progetto definitivo esecutivo è stato approvato l'altro giorno e il CAFC inizierà la gara d'appalto e gli lavori verranno affidati, inizieranno i lavori orientativamente nel mese di ottobre di quest'anno. I tempi sono abbastanza lunghi perché dureranno quasi 11 mesi, però verranno svolti a lotti e verrà comunque garantita il percorso della strada perché metà corsia sarà oggetto di intervento e metà no. Quindi in pratica nella parte sinistra scendere verrà fatta una nuova rete fognaria di un diametro di 1 metro, 1,50 metri a seconda della situazione e questa rete fognaria avrà il compito di smaltire tutti i terreni a monte in modo di arrivare con una portata d'acqua minore e così non traboccano nei pozzetti che sono nella parte bassa. Inoltre, siccome ciò non bastava, abbiamo dovuto collegare il canale di Trivignano con altri terreni limitrofi soggetti a servitù per poter fare in modo che il canale di Trivignano, diciamo nella parte più bassa, verso Porto Trivignano, non abbia ad avere problematiche. Ecco perché abbiamo dovuto drenare, grazie appunto ai tecnici del CAFC, una parte della portata d'acqua anche nei campi limitrofi. Inoltre, qui verrà rifatta anche un pezzo di rete nera, perché per non andare tutto a gravare sulla rete fognaria principale verrà rifatto anche un pezzo di acque reflue nere, in modo tale che la situazione sarà definitivamente, credo, risolta. Diciamo che sono parecchie centinaia di abitazioni che hanno dovuto sopportare in questi anni un enorme aggravio di costi e di problemi. Io credo che questo intervento del costo di 1.300.000 euro sia un intervento risolutivo che gli abitanti stanno aspettando da decine d'anni. Inoltre, per chiudere, alla fine ci sarà anche un altro progetto del collettore di tutta Udine Sud, un altro investimento di 2,5 milioni che verrà fatto il prossimo anno e mezzo circa. Ma non finisce qui, ci sono altri lavori previsti per quanto riguarda la città di Udine per un'altra zona molto importante che è quella del piazzale della stazione ferroviaria? Sì, ecco, la stazione ferroviaria di Udine sappiamo che all'interno è gestita dall'RFI, fuori il piazzale comunale, abbiamo da sempre ritenuto di poter intervenire per sistemare definitivamente il piazzale. Tant'è vero che da quello che si vede e si evince dal progetto che abbiamo inserito, andremo a rifare completamente la parte in porfido uscendo dalla stazione, facendo in modo che i taxi rimangano ma in maniera risolutiva, non come adesso che c'è un po' di trambusto, diciamo. Inoltre diciamo, i servizi di sicurezza saranno garantiti e ci saranno delle corsie dedicate agli autobus all'interno della prima corsia, quindi la Via Europa Unita viene mantenuta col senso di circolazione doppio per quanto riguarda da ovest ad est e invece da est a ovest si dovrà, come si sta facendo adesso, girare in via Roma. Però diciamo che tutto questo intervento, che ha un suo costo, serve per garantire la sicurezza, quindi ci saranno delle corsie dedicate agli autobus, delle corsie che saranno dedicate ai portatori di handicap, dei parcheggi, cioè delle strutture dedicate ai portatori di handicap e soprattutto sarà garantito lo carico e scarico sia merci sia alle persone che arrivano momentaneamente per poter far scendere quei bagagli ed entrare in stazione.
quindi ci sarà anche il posto per le persone che hanno la possibilità di arrivare all'ultimo momento, garantendo con il parcheggio della stazione, che ha più di 350 posti, un parcheggio per chi rimane per lungo tempo. Qui il nodo principale qual è? Che qui, anziché avere 3 attraversamenti pedonali come sono adesso, con le problematiche di attraversamento con le auto che passano, ci sarà uno solo, illuminato, rialzato, con tutti gli accorgimenti, la sicurezza e le tecniche che vengono usate adesso dal codice della strada. Qui inizieranno i lavori mercoledì prossimo e dureranno 3 mesi circa. Noi contiamo di poter finire prima dell'inizio dell'anno scolastico proprio. Tra poco parleremo di una mostra che parte oggi a Udine, poi andremo anche a Corno di Rosazzo per un nuovo servizio dedicato ai cittadini. Tra poco. Ripartiamo da Corno di Rosazzo, primo comune in provincia di Udine a dotarsi di un servizio di consulenza giuridica che è destinato ai privati, alle realtà economiche in difficoltà. Ce ne parla Paola Treppo, sentiamo. Grazie a una convenzione firmata tra il Comune di Corno di Rosazzo e l'Associazione Udinese I Diritti del Debitore sarà presto attivo nel circondario del Tribunale di Udine un nuovo servizio a favore dei cittadini e delle attività economiche in difficoltà. Sì, il Comune di Corno di Rosazzo in questo particolare momento molto sensibile alle esigenze dovute, causate dalla pandemia, alle esigenze patrimoniali delle nostre famiglie, assieme al sindaco Moschioni ha fatto diversi interventi, per cui voglio ricordare le borse, l'aiuto alle borse per l'acquisto dei generi alimentari. Ma un'altra esigenza che ci siamo accorti che non solamente nel nostro territorio ma in tutto il territorio regionale sono le problematiche finanziarie dovute al sovraindebitamento incolpevole, perché diverse famiglie si sono trovate con delle esigenze finanziarie particolari causate dalla mancanza di lavoro, alle volte anche i piccoli imprenditori, le partite IVA, gli agricoltori che non si vedono onorati ovviamente il loro lavoro e di conseguenza anche a loro volta devono ritardare i pagamenti dei mutui, dei loro prestiti e quant'altro. C'è una legge nazionale, 3 del 2012, che prevedeva un sostegno a questo e grazie all'Associazione Nazionale Diritti del Debitore, dove ho avuto la fortuna di incontrare l'avvocato Ongioni proprio della sezione udinese, abbiamo ritenuto fare questa convenzione per organizzare un organismo di composizione della crisi che permette nelle more appunto di questa legge ricomporre il debito tramite delle domande al giudice del Tribunale di Udine competente affinché i debiti vengono alle volte spalmati, vengono ristrutturati e quindi alle volte anche se incolpevoli come in questo caso vengono addirittura stralciati anche parte del debito ma sicuramente gli interessi e quindi noi come Comune di Corno assieme dicevo a questa associazione udinese dei diritti dei debitori siamo riusciti a fare questa convenzione mettendo a disposizione i nostri locali, quindi fra qualche giorno nel nostro sito troverete i numeri di riferimento affinché questi amici professionisti avvocati a titolo gratuito potranno esaminare le pratiche e ricomporre questo particolare problema che sta affliggendo le nostre famiglie. Torniamo a Udine per una esposizione che racconta il passato geografico, urbanistico della città. Si intitola Friuli 1420-1797, piante e vedute, una nuova mostra che si inaugura a Udine con il curatore Giuseppe Bergamini. Allora spieghiamo di che cosa si tratta. Beh, la Regione ha chiesto di privilegiare nei percorsi culturali il periodo veneziano in Friuli 1420-1797, quindi la triennale dell'incisione che è arrivata ormai alla 39esima sua mostra dal 1981, ha pensato di dividere i 3 anni in questo modo. Il primo anno far vedere piante vedute del territorio in modo che uno riesca a capire dove sono arrivati i veneziani. Il secondo anno metteremo in mostra
gli incisori friulani del 5, 6, 700 e il terzo anno gli incisori veneti in Friuli nel 6, 700. Quindi avremo modo di vedere personaggi tipo Carrevagis, tipo Tiepolo, tipo Piazzetta e altri, eccetera. Mostre che vengono fatte con il concorso di vari enti. In questo caso abbiamo avuto la maggior parte dei prestiti da parte dei Civici Musei di Udine e con il patrocinio e il sostegno economico di altre strutture, tra cui la Fondazione Friuli, che è il nostro partner ormai da più di 20 anni. Un sostegno importante con una cultura che è importante riparta, insomma, quindi a maggior ragione in questo momento Fondazione Friuli è dalla parte degli eventi culturali. Sì, e con questa iniziativa, la 39esima edizione di questa mostra della Triennale Europea dell'Incisione, è un'edizione veramente straordinaria, perché letteralmente fa le carte alla città di Udine e al Friuli. Ci mette a disposizione una raccolta stimolante che ci consente di poter rivivere quelli che sono stati i grandi cambiamenti della nostra città e dei nostri territori, in un momento in cui credo la parola cambiamento sia quella che dominerà il nostro immediato futuro. Una curiosità che possiamo trovare in questa mostra. Trovate senz'altro un pezzo straordinario, cioè una veduta di Udine a volo d'uccello del 1661, presente sia con il rame originario, che è una cosa incredibile, sia con due realizzazioni grafiche, una del 1661 e una del 1740, sempre da parte dello stesso rame comunque. Sindaco, un modo anche per ricostruire, rivedere la città che cambia in tutto il suo percorso storico, insomma conoscere la storia è sempre una buona base di partenza per valorizzare la nostra città. Sì, e soprattutto si può vedere l'evoluzione che ha avuto la città di Udine nel periodo veneto, dal 1420, quando siamo stati occupati dalla Repubblica Veneta, fino all'età napoleonica, agli inizi del 1800. E Udine ha avuto grandi trasformazioni, pensiamo solo a Piazza Libertà, che è nata in quel periodo, come la vediamo adesso, con la Loggia del Lionello, la Torre di San Giovanni, la Torre dell'Orologio, quindi tutte opere molto importanti che ancora possiamo ammirare nella loro bellezza. Quindi questa mostra è una cosa bellissima perché fa la storia della città di Udine con tante piante che si possono guardare e individuare magari i luoghi storici più significativi. Quindi io sono contento di poter dare la possibilità a chi verrà a visitarla di poter vedere un pezzo di storia della città di Udine. Opportunità di turismo culturale anche a Spilimbergo. Paola Treppo è con l'assessore alla cultura Ester Filipputi. Allora andiamo da loro, buongiorno. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo all'interno del Duomo di Spilimbergo, dove, pensate, è attivo uno dei cantieri, probabilmente il cantiere più grande per il recupero di affreschi della Scuola di Vitale da Bologna d'Italia. Siamo con l'assessore alla cultura Ester Filippuzzi per farci spiegare in cosa consiste questa grande opera di recupero. Sì, ecco, in effetti qui nella nostra chiesa, nella chiesa per eccellenza degli spilimberghesi, la chiesa di Santa Maria Maggiore, abbiamo questi magnifici affreschi trecenteschi che sono sicuramente della Scuola di Vitale da Bologna e sono collegati in un certo senso al Duomo di Udine, perché lì sicuramente vi lavorò Vitale da Bologna, perciò la scuola è certamente la stessa. Quando si è capito che questi affreschi erano, come tutte le cose belle, molto fragili e in fase di estrema, come dire, anche perdita di ulteriore bellezza, è partito, grazie alla Regione, ma grazie anche a contributi extra, questo stupendo lavoro di restauro che in questo momento è sicuramente fra i più grandi lavori di restauro della nostra nazione, quindi una cosa veramente enorme, di grande impegno economico, ma che penso porterà agli spilimberghesi tutti una visione di ciò che erano questi affreschi e quindi un ulteriore gioiello all'interno di questo che è già uno dei tesori
di Spilimbergo sicuramente, ma della regione Friuli Venezia tutta, perché il Duomo di Spilimbergo è nominatissimo per la sua struttura, che ha questo via di mezzo fra un esterno romanico e un interno gotico, che era abbastanza tipico dell'epoca. La prima pietra di questo magnifico Duomo fu posta nel 1284, la conclusione però la dobbiamo postare circa 90 anni dopo, quindi un cantiere che deve aver dato lavoro, credo, e compreso centinaia di operai e di muratori, di esperti, perché se noi vediamo e ci guardiamo attorno è di una magnificenza questo luogo e di una solennità che credo poche chiese del Friuli possano vantare. Il Pilacorte, Assessore, ha anche una collaborazione con un'altra realtà del nostro Friuli. Esattamente, all'interno del Duomo di Spilimbergo abbiamo le opere del Pilacorte, che a Spilimbergo lasciò sicuramente alcuni dei suoi tesori più belli, dei suoi lavori migliori, e abbiamo questo bel partenariato con l'antica pieve di Vito d'Asio, che prossimamente infatti farà uno speciale proprio sul Pilacorte e quindi sulle sue opere. Alcuni si ostinano a chiamarlo l'apicida, in quanto, diciamo, le sue sculture non sono certamente grandi sculture, sono piccole, però chiamare l'apicida al Pilacorte onestamente mi pare riduttivo. Basta guardare ciò che ha lasciato qui all'interno del Duomo, i suoi celebri angioletti con i tipici riccioli cadenti, le faccine che lui, proprio alle quali lui dava espressioni o assonnate o perplesse, sorridenti, quindi proprio una sua specialità. Pilacorte, che naturalmente era in realtà uno pseudonimo. Ecco, ricordiamo infine le portelle dello splendido organo, che sono del Pordenone, a ulteriore arricchimento di questo luogo meraviglioso della storia del Friuli, grazie all'assessore alla cultura Ester Filippuzzi del comune di Spilimbergo, e qui dal Duomo di Spilimbergo. Ti restituisco la linea. Grazie a Paola Treppo, noi ci salutiamo, grazie per aver seguito. A voi la linea e buon pomeriggio, arrivederci.